Eder. Mech. Pallister. Conoscevo bene Liliana, abitiamo vicino, io al numero 4 e lei al civico 2. Ci frequentiamo come coppie, abbiamo in comune l'hobby della bicicletta. Il giorno 16 novembre scorso, io ed il mio compagno Salvatore Nasti siamo andati a cena a casa di Liliana. Il comportamento di Liliana era normale. Liliana, da quello che la conosco, ha un carattere remissivo e tranquillo, mentre il marito Sebastiano ha un carattere predominante in generale, ma soprattutto su di lei. È un uomo che decide su tutto, ho notato che tende ad imporsi sia su di lei che sugli altri. Se uno non fa quello che lui ha deciso, diventa permaloso. Ho notato che nella coppia lui decide su tutto e lei lo lascia fare. Ho notato inoltre che è sempre lui che ha dimostrazioni d'affetto nei confronti di lei, mai il contrario. Quando qualche volta facciamo le foto tutti insieme, lui subito la prende e la tira a sé abbracciandola. È lui che la abbraccia, non ho mai visto il contrario. L'iniziativa parte sempre da lui. Ha un modo di fare nei confronti di Liliana di possesso e lei lo lascia fare. Ho sempre pensato che quelle fossero le dinamiche della coppia. Non ricordo di avere mai visto Sebastiano avere un comportamento offensivo nei confronti di Liliana. Su Liliana non ho mai visto segni di violenza, né ho mai pensato che lui potesse essere violento nei suoi confronti. Ritengo che Sebastiano sia dominante nei confronti di Liliana sotto il profilo psicologico. Il giorno 8 dicembre io e il mio compagno, insieme a Liliana e Sebastiano, con la nostra macchina, siamo andati a pranzo a casa di amici loro, mi sembra che il paese fosse Romance. Al pranzo eravamo noi, loro, i padroni di casa, Laura Grassi e Giuseppe detto Pino Gramegna, Arturo Risoleo con la famiglia ed un'altra coppia di cui ricordo solo i nomi di battesimo Adriana ed Enzo. Quel giorno Liliana mi è parsa più seria e un po' triste, ho notato che anche Sebastiano era un po' più silenzioso. Ho fatto notare la cosa a Laura e lei ha giustificato il loro comportamento dicendo che era dovuto all'antipatia di Seba nei confronti di Enzo ed Adriana. Di ritorno a casa non abbiamo commentato la cosa ed abbiamo parlato delle solite cose. Arturo Risoleo mi ha raccontato che il giorno lunedì 13 dicembre Sebastiano e Liliana sono stati ad una cena a casa di loro amici rumeni a Roiano insieme ad Adriana e Enzo e quella sera Sebastiano ha attaccato verbalmente Adriana tutta la serata e quando sono andati via, la coppia non era in perfetta armonia. Non so riferire altro a proposito. Il giorno martedì 14 dicembre scorso il mio compagno Salvatore mi ha riferito di aver ricevuto una telefonata da Sterpin Claudio, loro correvano insieme anni fa nella società Marathon, dicendogli che voleva parlargli di persona. Nel pomeriggio si sono visti e quando Salvo è tornato a casa mi ha riferito che Liliana e Sterpin hanno una relazione sentimentale e che il giorno 19 dicembre cade il loro anniversario di quando si sono conosciuti e quindi il sabato 18 dicembre Liliana sarebbe andata via di casa, lasciando il marito. Sterpin gli aveva anche detto che quella mattina si sarebbero dovuti vedere, ma lei non si era presentata all'appuntamento né rispondeva al cellulare. Noi fino ad allora eravamo completamente all'oscuro di questa relazione. Vista la situazione alle 17:37 ho mandato un messaggio WhatsApp a Liliana dicendole che avevo un regalo per lei e se voleva venire a prenderlo a casa. Ho scritto questo per farla venire a casa nostra per metterla al corrente che Sterpin era preoccupato perché non era andata all'appuntamento e non rispondeva alle chiamate. Alle ore 17:39 ho ricevuto una telefonata da Sebastiano con il suo cellulare che mi diceva di andare a casa sua. Insieme al mio compagno siamo andati da Sebastiano. Quando siamo arrivati ci ha detto che Liliana non era ancora tornata a casa e che i suoi 2 telefoni erano ancora là. Sono andata a guardarli ed erano in soggiorno su un tavolino,
Lui mi ha riferito che era un po' preoccupato e non sapeva cosa pensare. Gli ho chiesto se per caso avessero litigato. Sebastiano mi ha raccontato che quella mattina avevano fatto colazione insieme, poi lui era uscito di casa verso le 8 e Liliana come d'abitudine lo aveva salutato dalla finestra ancora in pigiama. Aggiungendo che aveva notato che Liliana aveva fatto il letto, messo a stendere il bucato e portato via l'immondizia e chiuso la porta di casa a chiave. Quando è tornato a casa per pranzo ha sentito un beep provenire dal soggiorno e si è accorto che la moglie aveva lasciato i telefoni a casa. Il beep era un messaggio del fratello di Liliana che domandava alla sorella perché non gli rispondesse al telefono e le chiedeva dove si trovasse. Sebastiano mi dice di aver chiamato il fratello di Liliana con il telefono della moglie per dirgli che la sorella aveva lasciato i telefoni a casa. Salvo ha chiesto a Sebastiano se aveva guardato in giro per vedere se Liliana aveva lasciato qualche biglietto che spiegasse la sua assenza. Sebastiano ha risposto di no perché non vedeva il motivo. Quando eravamo lì, Sebastiano si è risentito con il fratello di Liliana, non ricordo chi ha chiamato chi. Ho preso in mano la situazione, ho chiamato l'ospedale, il pronto soccorso per avere notizie, ma con esito negativo. Poi ho chiamato un mio amico poliziotto per un consiglio, il quale mi ha detto di chiamare la sala operativa della polizia e così abbiamo fatto. Ho chiesto a Sebastiano se aveva guardato se mancava qualcosa, mi ha risposto che non aveva guardato. Io non ero particolarmente preoccupata della scomparsa della mia amica perché sapevamo della storia con Sterpin ed abbiamo pensato che Liliana si fosse allontanata di sua volontà proprio per meditare sulla faccenda e per far scoppiare la cosa in maniera tale che poi si risolvesse da sola. Insieme a Sebastiano abbiamo guardato negli armadi per vedere se mancava qualcosa, ma non si notava nulla di inconsueto. Ho richiesto a Sebastiano se fosse successo qualcosa tra di loro e se avesse idee in merito all'allontanamento della moglie. Lui mi ha risposto che non era successo niente tra di loro e che non capiva il perché del ritardo. Io ed il mio compagno allora siamo andati a casa, ma prima di congedarci ho dato a Sebastiano la mia disponibilità ad accompagnarlo in questura per la denuncia. Alle ore 21:46 Sebastiano mi ha chiamata al cellulare per chiedermi di accompagnarlo in questura per la denuncia. Io e il mio compagno non eravamo particolarmente preoccupati dell'assenza di Liliana perché sapevamo che lei il 18 dicembre doveva andare via con Sterpin. Quindi abbiamo pensato che in quella data l'avremmo rivista comparire. Della relazione di Liliana con Sterpin tutt'oggi non abbiamo detto niente a Sebastiano, né ai loro amici in comune. Dopo il 19 dicembre abbiamo iniziato a preoccuparci visto che Liliana non si è fatta viva neanche con Claudio Sterpin. Ieri sera Sebastiano è venuto a casa nostra di ritorno dalla questura e ci ha detto che la polizia aveva trovato nell'armadio in camera da letto la borsetta di Liliana con dentro tutti i suoi documenti, portafoglio e i suoi effetti personali. In questi giorni mi sto sentendo telefonicamente con Arturo Risoleo che è amico di Sebastiano e Liliana. Ogni volta che ci sentiamo ci confrontiamo su quello che Sebastiano riferisce a lui e quello che riferisce a me, per vedere se ci sono discordanze. In questi giorni confrontandomi con Laura Grassi dell'accaduto, le ho detto che il giorno in cui Liliana è scomparsa ed ero a casa sua, ho notato che sul suo telefono c'erano diverse chiamate ed un messaggio da un numero non registrato in rubrica ed avevo detto a Sebastiano di richiamarlo per vedere chi fosse. Sebastiano mi aveva risposto senza preoccupazione che Liliana aveva tanti amici. Laura sentendo questa cosa, mi ha detto che Liliana e Sebastiano sono una coppia aperta. Aggiungendo che da almeno una decina di anni lui ha dei problemi a livello sessuale. A queste parole, mi sono ricordata che Liliana una mattina, non ricordo quando, mentre bevevamo un caffè insieme a casa mia,
Mi ha detto che il mattinata si sarebbe vista per bere un caffè con un suo amico di vecchia data che abita dalle parti di Sottolongera. In questi giorni, parlando con Sterpin di costui, lui ha ipotizzato che potesse essere Fulvio Covalero e che anche lui all'epoca faceva parte della società Marathon. Se guardi bene l'ultimo video di Lilli che passa su Strisce, si vede chiaramente che parte un 6. Allora, i 6 sono parcheggiati sulla destra e hanno uno spazio limitato. Cioè sulla destra, di fronte alla farmacia, c'è una fermata 6 e una 12. Di solito c'è un 6, che non è doppio, un 6 e dietro sta la 12. Quando arriva un 6 e magari il precedente ha un minimo di ritardo, il 6 che sta arrivando, come quello che ha ripreso Lilli, rallenta, di solito aspetta che l'altro magari parta, oppure se non parte, se si affianca un attimino alla fine di Sanzio. Allora, nel video di Lilli, insomma, si vede che sta partendo il 6 davanti alla 12, mentre Lilli sta terminando di passare le strisce. Oltre a Lilli davanti ci sono quei due tipi. Quindi teoricamente il 6 ci mettiamo 15 secondi per fare il giro della chiesa e dovrebbe riprendere da telecamera frontale la prima fermata, dove c'è l'inizio di San Cilino. Quindi teoricamente quel 6, sapendo il numero vettura, potrebbe avere una ripresa che conferma se benedette 8.50, a parte l'orario che magari i bus possono avere dei sfasamenti più facilmente rispetto alle altre telecamere. Ragionamento molto interessante, ma gli inquirenti avrebbero dovuto pensare a fare queste cose molto tempo fa, oltre 2 anni fa. Adesso tutto ciò è sicuramente andato perso. Qualcuno non ha ben capito perché il 9 agosto Sebastiano avrebbe potuto avere cattive intenzioni verso l'albergatrice. 20 giorni prima c'era stato un alterco fra l'albergatrice e Sebastiano. L'albergatrice stava scomoda a Sebastiano non perché aveva ipotizzato che Sebastiano c'entrasse con la morte di Liliana, cosa che avevano fatto in tanti, ma perché l'albergatrice aveva fatto credere a Sebastiano che Liliana poteva avere rivelato delle cose a lei che non sapeva nessuno. Ovviamente l'albergatrice ci teneva che la sua identità non venisse diffusa. Sebastiano qualche giorno fa aveva detto per ora non la posso nominare e poi invece ieri pomeriggio l'ha nominata. Questa è anche una strategia che usa lui per non fare parlare i testimoni. Voi parlate, voi mi tirate in mezzo e io farò il vostro nome, così sarete esposti potenzialmente alla gogna mediatica. La stessa strategia l'aveva usata con Ilaria, la testimone del 14 sera, il cui nome fu rivelato a quarto grado. Invece continua il mistero su quei famosi tracciati registrati dal cellulare di Gabriella che la vedono camminare per Trieste il 14, tracciati che Gabriella non è mai riuscita a farmi avere. Queste sono le fotografie diffuse qualche tempo fa a Storie Italiane. E questa è la fotografia sempre della sua camminata triestina del 14 mattina diffusa da chi l'ha visto nel corso di questa settimana. Non sembra chiaramente la stessa app, ma soprattutto il percorso sembra diverso. Speriamo che Gabriella ci faccia sapere esattamente come funziona quest'app e cosa abbia registrato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.